Per Beppe Maisano incontrare la Sestrese non è mai una partita qualunque. Nel 15° ed ultimo turno del girone di andata di eccellenza, la sua Genova Calcio nel derby del Ferrando prova a scavalcare i verdestellati. Nel riscaldamento va out Riggio, pacchetto difensivo bianco-rosso composto da Mora, Digno, Donato e Raso, contro una Sestrese che invece presenta battaglia in prima linea con Merialdo, Leto e Venturelli a supporto. Proprio i verdestellati sono subito effervescenti perché al terzo minuto l'imbucata di battaglia mette in liga vis-à-vis con Grosso, l'esterno basso di Podestà centra il palo, ma mentre il signor Bisio di Novi Ligure rileva la posizione irregolare del mancino in maglia nero-verde. Raso può immediatamente, neanche 60 secondi dopo, replicare imbeccato da Memoli, ma il suo lob muore a pochi passi, a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Rovetta. È subito piacevole la gara, ma soprattutto aperta, perché al quarto d'ora Bennati scambia con un compagno ma strozza la conclusione sul fondo. È però verde e stellata l'occasione più nitida, più grossa nei primi 31 minuti, con l'assist di Venturelli per il destro di Leto che dall'altezza del dischetto carica troppo la conclusione. La squadra di Podestà a questo punto getta la maschera e 5 minuti dopo Mossetti rintraccia Venturelli, il destro al volo dell'ex rivarolese è però letto bene da Grosso che può allungarsi e deviare. I padroni di casa rispondono di rimessa con l'accelerazione centrale di Morando che apre per Granvillano. Il tracciante dell'ex viene corretto in corner da Rovetta. Ultima parte di frazione ad appannaggio dei biancorossi, la sberla mancina di Rossi a terra a non più di 1 metro dal montante e firma i titoli di coda di un primo tempo ad altissime calorie. La ripresa illustrata dalle immagini di Mattia Ciaffardo vede presente Massara al posto di Bennati tra i padroni di casa e al terzo minuto i biancorossi rompono gli argini con il graffio letale di Matteo Rossi che da distanza zero riceve un cross sporco dalla destra e fulmina Rovetta per il vantaggio locale. Gli ospiti non hanno neppure il tempo di imbastire la replica perché al 12° arriva il raddoppio, si può dire in coabitazione tra Memoli e Rossi, con il fantasista Scuola Samp che dai là all'azione la punta rifinisce e proprio Memoli chiude il triangolo perfetto con il suo mancino che non lascia scampo all'estremo ospite. La Sestrese rischia di capitolare per la terza volta con Granvillano che prende il rimbalzo, come si direbbe nel linguaggio della pallacanestro, ma alza troppo la mira sull'uscita di Rovetta. La replica Sestrese in contropiede con battaglia che serve il neoentrato De Gregis che mastica la conclusione sul fondo. Ma quando la Genova Calcio sembra oramai portare a termine la gara senza patemi, la Sestrese un po' a sorpresa accorcia le distanze con il tiro cross al 34° velenosissimo di Tacchino che sorprende Grosso, che riesce soltanto ad evitare la rete diretta perché sulla sua ribattuta battaglia riporta in quota la squadra di Podestà. Maisano innesta chili e centimetri in avanti sostituendo Rossi con Ramenghi ed è proprio quest'ultimo con il suo destro a sfiorare il colpo del KO con la sfera che scende però troppo tardi. 2 minuti dopo è l'ultima occasione per i verdestellati. Venturelli addomestica un lancio lungo di petto ma la sua girata di destro trova attentissimo Grosso che blinda il successo. Il 2-1 finale permette alla Genova Calcio di sconfiggere e scavalcare la Sestrese in classifica. Una gara sicuramente piacevole, frizzante, quella del Ferrando di Cornigliano che ha visto un primo tempo sostanzialmente equilibrato con due squadre che comunque hanno giocato a viso aperto e soprattutto con due schieramenti abbastanza offensivi. Nella ripresa diciamo che la Genova Calcio ha avuto la supremazia, una Sestrese fin troppo timida che non è riuscita a raddrizzare la gara.